Giovedì 30 aprile, San Pio V, è il 120° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 245 alla fine. Il sole sorge alle 6:02, tramonta alle 20:18. La luna si leva alle 16:44, tramonta alle 4:18. Si inaugura a Venezia la prima esposizione internazionale d'arte, voluta dallo scrittore Pompeo Molmenti, dal sindaco poeta Riccardo Selvatico e dall'artista Fra Diletto. Per il centenario della Prima Guerra Mondiale, uno dei luoghi da visitare è il Museo della Battaglia a Vittorio Veneto, recentemente restaurato. 3 piani ognuno con un tema legato alla Grande Guerra, moltissimi reperti, oggetti e documenti, filmati e testimonianze. Per informazioni visitare il sito www.venetograndeguerra.it. Le previsioni per domani. In pianura fino al mattino alternanza di nuvolosità variabili e rassennamenti. Nella seconda parte di giornata cielo in prevalenza molto nuvoloso, a tratti parziali schiarite. Sui monti in prevalenza molto nuvoloso con schiarite. Precipitazioni. Sulla pianura nella prima parte di giornata probabilità bassa, localmente saranno possibili brevi piovaschi e rovesci. Tra il pomeriggio e la sera probabilità medio-bassa, ci saranno piogge sparse e discontinue. In montagna probabilità medio-alta, saranno diffuse ma intermittenti, come sulla pianura di entità scarsa, anche se con rovesci o temporali a tratti. Nevose sopra i 1800-2000 metri di quota. Temperature in pianura andamento irregolare, in montagna generalmente in lieve aumento.